Gli agenti della squadra mobile, al termine dei servizi di osservazione in via Silva, sono entrati in un bed and breakfast adibito a casa d'appuntamenti, nel quale 2 ragazze dell'Est Europa di 20 anni esercitavano la prostituzione. I poliziotti avevano avviato le indagini a causa del viavai di clienti nella zona ed il riscontro alle lamentere dei condomini dello stabile, i quali nel periodo di lockdown dalle proprie abitazioni si erano accorti in prima persona dell'attività illecita. Gli agenti, infatti, dopo essersi qualificati e aver insistentemente bussato alla porta d'ingresso, hanno fatto ricorso all'ausilio dei vigili del fuoco, accedendo all'appartamento dalla finestra del 3° piano, tramite l'autoscala. Il motivo per il quale la ragazza ed il suo sfruttatore rifiutavano l'ingresso degli agenti è apparso poi evidente: creme lubrificanti, salviettine umidificate, profilattici sparsi dappertutto. Nel bed and breakfast gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 14.000 euro. I clienti che nei giorni precedenti erano stati esclussi dagli agenti della squadra mobile avevano confermato di aver consumato delle prestazioni sessuali con 2 giovani ragazze di origine russa, a fronte del pagamento di una somma di denaro che oscillava tra i 200 e i 250 euro per circa un'ora di intrattenimento, e avevano aggiunto tra l'altro di aver ottenuto il contatto della prostituta dopo aver consultato dei siti di incontri. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della squadra mobile sul sito internet hanno permesso di ottenere informazioni sulle ragazze e relativi recapiti da ottenere per prendere appuntamenti. Subito dopo la perquisizione effettuata nell'appartamento, gli annunci relativi alle donne sono stati cancellati da tutti i siti di incontri. Proseguono le indagini della Polizia di Stato per ricostruire l'intero impianto organizzativo dell'illecita attività di Meretricio.